Grazie al Vicepresidente della Regione. Al Ministro Brai chiedo semplicemente una conclusione molto sintetica di questo incontro. Veramente nel rinnovare il ringraziamento, io ho provato, come dire, a prendere degli appunti, forse può essere utile ordinarli. Il modello, il Presidente Morandini ci pone come dire, quasi una sorta di scelta, fate attenzione, tra piccolo e grande. Le grandi catene alberghiere, io sono molto chiaro, noi siamo fortissimi lì dove valorizziamo le nicchie. Non inseguiamo sogni, lì dove abbiamo provato a essere competitivi con quello che si chiama il mass marketing, abbiamo sempre perso. Tutte le politiche industriali degli ultimi anni, in tutti i settori, sono sbagliate. Vengo da un mondo come l'editoria dove ci stiamo frantumando, pensando di competere con i grandi competitor. Noi vinciamo dove valorizziamo le nicchie. E nicchia vuol dire qualità, neoartigianato, siamo imbattibili, non abbiamo fatto nulla per valorizzare questa scelta. Secondo punto. Gli strumenti. Beh, guardate che il mondo web davvero rivoluziona tutte quelle che sono le nostre competenze. Vi faccio una domanda che gli americani fanno, che è molto divertente. Quali sono gli stati più abitati? Che rispondiamo? Cina, India? No. Facebook. Scusate, ma loro sono maestri quando rispondono così. Voi su Facebook potete, senza inventare nulla, veicolare qualunque attività. Perché qualunque comunità si aggrega su Facebook vi dà una media giornaliera di oltre 100.000 risposte. Ma non bisogna fare siti vetrina, bisogna saper dialogare con la comunità, sapere che cosa si attendono da noi. E qui il nostro ritardo è incolmabile. Risposta, scusate se sono anche qui molto netto, promuoviamo una nuova generazione. Siamo pieni di giovani bravissimi che scappano da questo paese. Se noi li mettessimo nelle nostre aziende, credo che vinceremmo. Terzo punto, gli attori. Sì, certo, il singolo può fare molto, moltissimo, ma scusate anche qui se sono un po', come dire, faccio della provocazione, ma io ho solo dimostrazione in questo paese che i singoli ci stanno. Io stamattina alle 8 ho visto il presidente di Union Camere, Dardanello, che è un signore che insieme alla sua associazione ha messo in piedi una cosa che si chiama il marchio di qualità italiano e stamattina mi è venuto a dire che hanno un'anagrafe di 2000 soggetti. Si potrà fare meglio? Sicuramente, ma forse se smettessimo di trovare che ognuno che fa qualcosa sbaglia e provassimo invece a mettere a sistema, noi magari ci diamo l'obiettivo che come la Francia ha la sua guida Michelin, che tutti comprano, faccio presente che ne vendono 8 milioni di copie l'anno, che forse varrebbe la pena tenere una casa editrice solo per fare questo, e che tutti coloro che vanno in Francia e hanno sul tavolo la guida Michelin sanno che quel ristorante, quell'albergo è tenuto a confrontarsi con quella guida. Parentesi, la guida Michelin utilizza un banale motore di ricerca per le prenotazioni, che è quello di Amazon, che è famoso nel mondo perché si dice che ti fa trovare tutto standardizzato in un click. Aprite un qualunque sito italiano che fa turismo e ditemi dopo quanti click arrivate a trovare ciò che cercate. Ho capito, ma questi ritardi si pagano. Però qui, scusate se lo dico, la colpa è nostra. Perché io credo che l'imprenditore in questo stato è quello che ci ha mantenuto in piedi, nonostante noi. Perché oggi mi è stato chiesto, ma come si fa a dire che noi diventiamo il più grande paese che investe nel turismo, il 5, del 10, dell'1 e stiamo perdendo il vettore all'Italia? È una follia, è un paese di matti che fa questo. Io per andare in Giordania devo volare Air Jordan e non c'ho l'Italia, e il volo è stracolmo all'andata e al ritorno. E ho finanziato i privati per mantenerlo e scopro oggi che stiamo rifallendo e devo svenderla probabilmente. Ma che paese è questo? È un paese che deve fare sistema.
E scusate anche se qui come dire, spezzo una lancia, basta con questa cosa che tutto ciò che è pubblico non deve funzionare. Perché Trenitalia funziona? Perché, come dire, abbiamo dimostrato che se mettiamo persone che si dedicano a quella società e non pensano agli interessi particolari, anche il pubblico può funzionare bene. E questo lo dico per tutto, per le scuole. Ieri mi si diceva, ma che dice ministro del fatto che dicono che le scuole italiane non funzionano? Ma scusate, ma se ogni giorno sui giornali andiamo dicendo che i migliori ricercatori del mondo sono italiani che scappano, ma dove li formiamo questi ricercatori se non nelle scuole italiane? E questo lo dico anche per un senso, come dire, di fiducia e di orgoglio che dobbiamo ritrovare. Questo è un grandissimo paese, il più bello del mondo. Se ognuno di noi lo curasse davvero di più e provassimo a farlo insieme, proprio con l'obiettivo di questa grande sfida, se da parte nostra liberassimo le energie degli imprenditori, che secondo me non ne possono più. Se io provo a leggere le norme che ogni volta scriviamo, mi spavento soltanto per cercare di capirle. Mi immagino per uno che deve fare l'imprenditore per applicarle. Noi... Insomma, secondo me questo è un paese che ha tutte le potenzialità per vincere questa sfida. E lo dico davvero, convinto. Cioè, credetemi, proprio lo sto toccando, guardando dappertutto, lo ascolto. Cioè, io vado in Giordania e trovo il più grande mosaico del mondo. Lo stiamo restaurando noi italiani. Noi insegniamo che cos'è quest'arte del restauro. E poi incontro questi ragazzi, poveri disgraziati, a cui non riusciamo a dargli continuità, perché magari non troviamo qualche soldo per tenerli in piedi. Ma guardate che nel mondo siamo stati famosi per questo. E la gente viene in Italia perché siamo famosi per questo. Vado a Gerusalemme, dove abbiamo portato questo affresco del Botticelli, era stracolma la sala. E tutti ci chiedono appunto come fare a venire in Italia. E poi discutiamo su il periodo che ci vuole a dare i visti. Ma noi ai cinesi che vengono gli chiediamo 6 mesi di conto corrente e poi rimproveriamo un imprenditore per la qualità dell'albergo. Ma signori, bisogna essere seri in questo. E allora diamo tutti gli strumenti per fare impresa, liberiamo queste energie, lavoriamo insieme e credo che vinceremo questa sfida. Scusate. Grazie al Ministro.